E un'altra volta invece andammo a fare un contratto ad Arizzo, un posto in montagna che alcuni di voi conosceranno. E quindi a quei tempi le macchine non erano macchine che funzionavano bene, ogni tanto si guastavano. Arriviamo con questa macchina un po' scassata ad Arizzo, al rientro passiamo da Sorgono e facciamo guasto a Sorgono. Buio, pioveva, la macchina è rotta, cerchiamo qualcuno, non si vedeva nessuno, non c'era nessuno. Passa uno lontano, scusi, cosa c'è? Erano fine anni 50, a quei tempi Sorgono era un passaggio dove il banditismo prendeva piede, c'era Grazianeddu Mesina che si stava allenando ai primi polli in quel periodo, però c'era Tandeddu, ce n'erano altri, era un posto pericoloso. Cosa c'è? Stiamo cercando un meccanico. L'hanno sparato e se n'è andato. E senta, una trattoria per mangiare qualcosa? Non c'è niente, li hanno picchiati e se ne sono andati. Oh. Un telefono? L'hanno tagliato, se lo sono portati via a Tonara. Quanto dista Tonara da qui? A un tiro di mitra. Oh. Si avvicina, parliamo. Dovete stare attenti, qui sono zone pericolose, di notte bisogna stare, perché qui il rancore, la gente è tutta rancorata. Ma da che cosa dipende? Il rancore è un sacco pieno di ricordi amari conservati nell'ultimo cassetto messo a maturare come sorbe acerbe tra la paglia. E ogni giorno senza ora vengono rivisitate sollevando a denti stretti. E volta per volta si aggiunge elementando, tenendo in vita, somministrando in piccole dosi nuovi veleni trovati nelle ultime ricerche frugate durante l'orinsonne del fattore. Colui che opera ha un camice nero, il quale non va mai tolto, sta sempre addosso, si va a letto vestiti orari continuati, anche quando si dorme si produce. Il tempo è maestro, è lui che darà ragione alla fine. Il tutto andrà sotterrato se e quando si voterà. Ma da che cosa dipende questo? Ma quelli dei paesi vicini cosa dicono di Sorgono? Niente, perché qui le cose sorgono e tramontano nello stesso posto. Ma senta, per dormire come si può fare qui? Guardate, se vi arrangiate uno può dormire in casa mia e l'altro in casa del mio amico. Ma se siete così gentili. E allora si cammina, mi spiega, la casa è piccola, abbiamo 2 camere da letto, un bambino di 2 anni, quindi la casa è piccola, 2 camere, lei dovrebbe pisciare prima di andare a letto perché sennò poi deve passare in camera mia di mia moglie, non va bene, sa con me. Ma non si preoccupi, arriviamo a casa, mi offrono un bicchiere di vino, si parla, uso il bagno e poi si va a dormire. Mezzanotte, l'1, le 2, le 3, alle 4 del mattino scoppia se cane viscei, non sapevo come fare. Cercavo di resistere ma non facevo, non c'era una finestra, non c'era una bottiglia, uno si arrangia. Niente, dopo mezz'ora di resistenza, idea. Il bambino ha 2 anni, sta dormendo, lo prendo piano piano dal suo letto, lo metto nel mio letto e piscio nel letto del bambino. Sorpresa, mi ha cagato il letto.